Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti al Garbaia, un'altra giornata di Serie A di Lega Calcio a 8 tra Zio Mauro, Maccarese, San Giovannella e Pisana. Però può battere l'angolo con Dellanno dentro l'area di rigore, lo stacco di testa, poi sotto misura arriva il gol del vantaggio dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella. L'ultima deviazione è del numero 91 Cipollone, vantaggio 1-0. Maccarese, lancio lungo di Marchetti a cercare Dellanno in profondità, lo pesca, Dellanno in solitaria, Dellanno punta la porta, Dellanno mette fuori da ottima posizione, era l'occasione clamorosa del raddoppio. Là in mezzo, stacco, quindi Cipollone, Dellanno, Cipollone, l'autore del gol dell'1-0. Dellanno controlla comodamente, poi apre a sinistra, un look per Dell'Era, palla in mezzo, azione da manuale, era San Giovannella, questa volta smanca il gol del 2-0 proprio come Dellanno in precedenza. Potranno pesare queste occasioni mancate. Dell'Era poi lascia Allani, l'assist per Dellanno, sforbiciata che finisce fuori, e questo poteva essere uno dei gol più belli della stagione. Moulon lancia lungo, Dellanno con molto mestiere supera l'avversario, Dellanno si accentra, Dellanno questa volta è la terza occasione buona, è quella che vale il gol del 2-0 dello Zio Mauro Maccarese. Ci ha provato due volte, ha fallito, alla terza ha punito. Cesaro si guadagna il calcio di punizione, questa volta è fallo di turno, siamo più o meno a un paio di metri dall'area di rigore di Moulon. Cesaro, va Cesaro, fortissimo, anche centrale, batte comunque Moulon. La Pisana riapre la partita con un gol sul calcio di punizione. Il tentativo di cambiare gioco da parte arbitro sia Cesaro, che continua a giocare. Cesaro, un miracolo di Moulon che nega la doppietta, il gol del 2-2. Che grandissima parata di Moulon che prova a girarsi, serve però il compagno che si addormenta sul pallone, piccolo, accende adesso l'esterno destro della Pisana che si accentra, neoentrato, prova col sinistro, buona opportunità da parte del numero 15 Amassari che spedisce alto, avanza il numero 5, ha tanto spazio Cipolloni, piccolo, piccolo, quasi dal nulla crea l'occasione del 2-2. Pagliuca vince il rimpallo, Pagliuca ha stracciato la rete con un sinistro devastante, 2-2 della Pisana che raddrizza la partita come spesso era successo nelle prime giornate di Lega. Un primo tempo bruttino, un secondo tempo buono, 2-2. Manu Cervini, quindi Boschetti da lontanissimo, Moulon è riuscito a metterci le mani, dall'altra parte Meloni prova ad andare via. Ultimo minuto di gioco, fallo di Scerrati. Direttore di gara che espelle il numero 14 Scerrati per proteste. Ormai siamo 3 minuti oltre il tempo regolamentare con Dellanno che ci prova al volo e ancora De Bernardo, Dell'Era vince il palo, Dell'Era! Lo Zio Mauro Maccarese, San Giovannella vince la partita per 2 volte, avanti 2-0, si è fatta recuperare dalla Pisana e poi all'ultimo minuto ha segnato il 3-2 con Dell'Era. Dellanno davanti al portiere, intervento miracoloso da parte di De Bernardo e finisce qui il match. Lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella vince 3-2, una splendida partita contro la Pisana e si porta a casa i 3 punti.